senza perdere tempo. Occuparsi della sanità è come fare una condotta idrica. Uno ci può mettere 10 anni se inizia da un punto e vuole arrivare alla fine, oppure se vuole farlo in 5 mesi fa 20 punti di attacco e riesce a realizzare quella condotta, anziché in 10 anni lo fa in 10 mesi. Così è per le liste d'attesa. Se ci sono 100 pazienti che aspettano di fare quella visita, per fare quella diagnosi, fare quell'esame clinico, è indispensabile che questo possa essere affrontato magari aprendo anche H24 se necessario. Io penso che a regime sarà necessario molto meno, ma sicuramente se io ho il macchinario non capisco perché non debba funzionare H24 o H12 per dare quelle risposte che sono necessarie. Quindi occorre riportare un'analisi puntuale sul costo parametrato della gestione sanitaria e soprattutto creare le condizioni emergenziali. L'emergenza, la vita umana, la sicurezza. Io mi sento sicuro se so che per esempio nel Sulcis Iglesiente c'è un elicottero che mi può per casi particolari trasportare da una parte all'altra senza crearmi alcun tipo di problema. In realtà questo non è così. In Sardegna c'è soltanto una base elicotteristica di pronta emergenza che sta a Sassari, che è assolutamente illegale anche per tutta una serie di elementi, è gestito dai vigili del fuoco, quindi ha un raggio d'azione che esclude 3/4 della Sardegna, e il 50% di quella base elicotteristica nel raggio d'azione per esempio opera sul mare, perché è posizionata a Sassari, quindi raggio d'azione di 35 minuti, 25-30 minuti, che sono quelli previsti per il pronto intervento, metà di questo raggio d'azione sono in mare. Quindi è evidente che io penso che sul piano emergenziale debba essere assolutamente messo in campo un'azione diretta. E aggiungo, bisogna creare la possibilità che la lungodegenza sia decentrata, e cioè tutti i piccoli ospedali, tutte le realtà, tutti i presidi ospedalieri vanno riconvertiti sulla lungodegenza, perché è giusto che questo tipo di pazienti abbiano e possano essere vicini alle famiglie, ma dall'altra occorre creare punti di emergenza sanitaria di urgenza sanitaria che possano essere soddisfacenti. Sulla questione degli animali invece? Sulla seconda questione io credo che la prima cosa da fare sia un intervento serio sul benessere animale. Noi abbiamo speso peste suina, per esempio, che esiste da tanti anni, perché non siamo riusciti a debellarla? Perché ci sono interessi nello smaltimento delle carcasse, perché c'è un interesse a non tenere in piedi il sistema, per esempio legato alla partita della trasformazione. Le grandi case che oggi producono salumi, producono insaccati e quant'altro, vedrebbero la Sardegna come un'oasi autonoma. Io penso soltanto al salumificio Murru, che sta nel centro della Sardegna, e in quel caso quella grande industria capace di produrre quanto le più grandi industrie italiane, oggi per via di questa azione così drammatica, questa incapacità io penso che occorra cancellare per sempre la peste suina africana e la stessa Blue Tongue con azioni radicali da piano Marshall. La Blue Tongue con tutto quello che è successo in questi anni, noi abbiamo speso più di $500 miliardi di incentivi, di denaro dato per pagare danni, per pagare vaccini. In realtà non abbiamo speso per esempio i soldi in quest'ultima stagione, abbiamo fatto i vaccini a ottobre quando andavano fatti a marzo, e non c'è stata nessuna campagna di disinfestazione tale per cui il culicoide, che è appunto questo moscerino, questa zanzara che colpisce le pecore, il bestiame ovino, credo abbia dimostrato la totale incapacità di affrontare. Io penso a un grande piano di benessere animale e soprattutto di razionalizzazione dei nostri ovili della Sardegna, comprese le stesse porcilaie, che hanno bisogno di non essere più nello stato brado, ma che hanno bisogno di gestione razionale, e questo la regione non lo ha fatto. Sì, pronto? Buonasera a te, buonasera a Mauro Figli. Buonasera signora. Posso fare una domanda? Prego, certo.
come mai Mauro Pilli, visto che poteva risolverci tutti questi problemi, ci ha abbandonato in Sardegna, soprattutto in questa zona? Come mai se n'è andato a Roma e ci ha lasciato allo sbando? Visto che lui è una persona che da come parla sembra che può risolverci tutti i problemi. Perché questa storia della sanità l'ho sentita anche della De Francisci, doveva ridurre le liste d'attesa, doveva risolverci tutti i problemi della sanità, non ha fatto un bel niente. Quindi poi un'altra cosa volevo chiederle, come ha fatto a convivere con la Bellofiore, con Sant'Anché e tutta quella marmaglia di gente che c'è a Roma? È una curiosità che mi sono sempre chiesta, perché vedo Mauro Pilli come una persona seria. Quindi sapere che era in mezzo a tutta questa gente, ho sempre detto, ma come fa questo a stare lì? Cioè, secondo me era assurdo, capito? Che lui con la sua serietà potesse convivere con tutta questa gente. Grazie mille. Bene, la rispondo. Grazie. A lei, grazie. Prego, Mauro. Allora, sulla prima cosa, io posso rispondere di quello che ho fatto nelle mie responsabilità. Ho sempre adempiuto ai luoghi istituzionali in cui sono stato demandato senza venir meno mai al mio territorio e alla mia Sardegna. Fare il parlamentare non significa dimenticarsi della Sardegna. Io penso e mi domando quanti altri parlamentari si sono occupati come si è occupato il sottoscritto di questo territorio. Quando mai è stato così incalzante sulle questioni energetiche, sulle questioni dello sviluppo, sulla denuncia di una totale incapacità, per esempio sul piano Sulcis? Quando io ho detto 1 anno e mezzo fa che il piano Sulcis era un imbroglio, l'ho detto a viso aperto, l'ho detto chiarendo a tutti gli operatori che non vi era una sola risorsa finanziaria. Io ho fatto le battaglie per il mio territorio, le ho combattute a fianco dei lavoratori, le ho combattute sempre da ragazzino, da sindaco, da presidente della esempio, che aveva una distribuzione idrica che tutti ricorderanno, e io ho stanziato per questa città, e credo che anche gli avversari politici avranno l'onestà intellettuale di riconoscerlo, 10 milioni di euro per risolvere per sempre la questione della distribuzione idrica a Carbonia. Citerei tantissimi casi, la misura 5.1 che ha consentito di riqualificare gran parte delle città del Sulcis Iglesiente. Citerei appunto la partita dell'energia, dove io ho affrontato in maniera concreta cancellare per sempre la peste suina africana e la stessa Blue Tongue con azioni radicali da piano Marshall. La Blue Tongue con che non hai fatto niente, che così hai fatto delle pastette, degli imbrogli anche nel programma, insomma ci sono tutte queste cose che si dimenticano. In tanti si sono dimenticati quali sono state le cose che tu hai fatto veramente. Che cosa hai fatto che sia rilevante per tutti, insomma? Il primo dato che voglio richiamare è quello della Banca d'Italia, che dice che in quei 2 anni la disoccupazione è passata dal 23% al 17%. Cioè in due anni sono stati abbattuti i parametri della disoccupazione di 6 punti in percentuale. Questo è quello che mi pare assolutamente fondante per lo sviluppo della nostra Sardegna, creare le condizioni perché si possa fare e dare risposte sul piano occupazionale. E come è stato possibile? È stato possibile con una grande opera infrastrutturale, con un grande cantiere Sardegna che io ho messo in campo, realizzando per esempio 220 reti idriche. È assolutamente davanti agli occhi di tutti che in quegli anni, in quei 20 mesi, io ho delegato tutti i sindaci della Sardegna, 222 per l'esattezza, a realizzare le opere idriche della propria città con i poteri commissariali, e fu una grande rivoluzione. Ho creato le condizioni perché per esempio venissero connessi i 2 più grandi bacini idrografici della Sardegna, il Tirso e il Frumendosa, facendo un'opera strategica che mai nessuno aveva progettato e mai nessuno aveva realizzato. Io l'ho pensata, progettata e realizzata in 10 mesi, collegando e portando nel sud della Sardegna oltre 200 milioni di metri cubi d'acqua per irrigare i campi del Medio Campidano, del Campidano di Cagliari, portando l'acqua a Cagliari, che era un'altra città senza le risorse idriche. Io ho fatto partire per la prima volta nella storia autonomistica della Sardegna la continuità territoriale. Basterebbe prendere Google e andare sul 1° gennaio del 2002 e vedere cosa è successo
successo quel giorno? Per la prima volta dopo 60 anni di autonomia partiva la continuità territoriale che io ho impostato, che io ho fatto realizzare con un decreto ministeriale che ho imposto al governo Berlusconi, e soprattutto la Sardegna in quegli anni ottenne tutti i riconoscimenti più importanti, per esempio per la spesa europea. Fu speso in quei 20 mesi il 173% dei fondi comunitari, vuol dire che ho spesi tutti quelli del mio biennio e spesi il 73% del biennio successivo, quindi anticipando anche la spesa. Il Porto Canale di Cagliari, che era stato realizzato 40 anni prima e che era da ormai 30 anni chiuso, io l'ho aperto per la prima volta, e oggi il Porto Canale di Cagliari, se hai 1,5 milioni, 2 milioni di TEU, di container che arrivano a Cagliari, è dovuto al fatto che io abbia sostituito gli operatori che bloccavano il Porto Canale di Cagliari con altri operatori, creando le condizioni perché fosse premiata la produttività, e apro una piccola parentesi, Luciano, tutto il fronte della zona franca del porto. Potrei continuare con decine di altri interventi che sono stati fatti sul piano strategico, dall'avvio della continuità territoriale interna, perché la 131, i 60 chilometri realizzati, li ho realizzati con la mia giunta. Soro e Cappellacci in questi ultimi 20 anni non hanno fatto un metro lineare della 131. Ricorderanno tutti i cantieri sulla 131 aperti giorno e notte, la connessione tra San Teodoro e Olbia, che era da 30 anni un cantiere aperto e chiuso in 25 mesi. Pronto? Sì, buongiorno. Buonasera. Salve, sono Roberto da Siliqua. Prego Roberto. Intanto volevo fare tanti auguri a Mario Pili. L'ho ascoltato e l'ho visto ieri su Videolina. Si chiama sempre Mauro, gli cambiate il nome spesso, però Mauro. Ma io cosa ho detto? Mario? Allora, vabbè, non fa niente. Mauro Pili, comunque. Non fa niente, sì. Gli faccio tanti auguri. Grazie. E poi volevo ricordare a tutti quelli che sono in mobilità come me, di ricordarsi quando andiamo a votare di Cappellacci, le prese per il culo che ci ha fatto quando siamo andati a Villa Devoto. E poi volevo chiedere una cosa a Mauro Pilli. Sì. Se lei verrà promosso e siederà in quella sedia, secondo lei dobbiamo di nuovo andare anche quest'anno a Villa Devoto o no? Grazie, lo ascolto alla radio. Prego, ecco qua. Quindi la domanda è questa, è mobilità, e quindi dice: come mai questi della mobilità devono sempre andare ad assaltare Villa Devoto per avere quello che gli spetta? Non ci sono mai soldi, però i soldi, che ne so, per gli onorevoli arrivano sempre puntuali, e invece quelli degli operai non arrivano mai. Nell'ordine, Luciano, c'è la seconda domanda della signora che se voi saltiamo. No, allora rispondiamo alla signora, perché oltretutto chiama spesso la mattina e ci tengo che tu gli dia le risposte. Non vorrei che magari con questa scusa la saltassi. Come ha fatto a coesistere con una parte del gruppo dirigente del centrodestra? Io ho mantenuto in tutti gli anni di permanenza all'interno del centrodestra nazionale, e soprattutto nel mio ruolo di parlamentare, la totale autonomia da qualsiasi tipo di condizionamento correntizio, gerarchico all'interno del partito. Io ho votato per 1200 volte contro le indicazioni del mio partito, cioè sulle questioni sostanziali macroeconomiche, su quelle di dettaglio e soprattutto su quelle della Sardegna. Io non ho accettato nessun tipo di imposizione dalla Tirrenia all'Alitalia, sino ai provvedimenti che riguardavano l'energia. Io ho votato apertamente contro, assumendomi l'onere e anche in qualche caso il rischio di condizionamenti che sarebbero venuti poi nella stessa candidatura alle elezioni politiche. Quindi non ho guardato in faccia a nessuno, e tutto questo non lo dico io, basta prendere gli atti parlamentari, andare a vederli uno per uno, capire se sulla Tirrenia sottoscritta ha votato a favore, sulle questioni energetiche ha votato a favore, o quant'altro è stato fatto in Parlamento. Quindi nessuna connivenza o convivenza, ma totale autonomia. Io a Roma ho rappresentato, e per quanto potrò rappresenterò ancora, l'interesse precipuo, fondamentale della mia terra e della mia comunità, e in questo caso anche del mio territorio. Basterebbe elencare, io ho qui un fascicolo di atti parlamentari. Questo è il primo atto della legislatura in corso. Queste sono le interrogazioni presentate il primo giorno dal sottoscritto, che
che ripropongono tutte le questioni fondamentali dello sviluppo della Sardegna. Molte di queste riguardano il Sulcis, e porre le questioni significa affrontare, confrontarsi col governo, significa denunciare e anche indirizzare, perché molte cose, per esempio la tariffa unica aerea, è stata realizzata perché io sul piano parlamentare ho costretto l'intero Parlamento all'unanimità a votare la mia mozione che prevedeva la tariffa unica. Quindi nessuna convivenza, ma mobilitazione, azione forte su questo fronte. Terzo tema, quello della mobilità. Perché questa scarsa disattenzione rispetto e questo veramente drammatico viaggio della speranza che ogni settimana, ogni mese i lavoratori di mobilità devono fare, quelli in cassa integrazione, la scadenza, ogni scadenza diventa una via crucis drammatica per questi padri di famiglia, perché c'è una politica che è abituata a far pesare quello che deve essere riconosciuto come un diritto. Questa è la logica. Si va a perorare una causa, non si ha la capacità di assumere un impegno serio, e soprattutto, io aggiungo, non dobbiamo nemmeno accettare questa droga della mobilità e della cassa integrazione. Questo territorio deve avere il coraggio, e io, se avrò l'opportunità di farlo, non accetterò la logica della cassa integrazione e della mobilità. Io vorrei che tutti questi padri di famiglia potessero tornare a lavorare, e se noi non mettiamo la schiena dritta e facciamo riaprire le fabbriche di questo territorio, che possono essere riaperte, e io potrei tecnicamente spiegare come le riapriremo se andremo al governo della regione. Sì, no, lo voglio sentire questa cosa, perché c'è tanta gente che ascolta e vuole sapere tecnicamente come si possono riaprire queste fabbriche. Semplicemente imponendo l'onere del servizio pubblico. È indispensabile che sul piano energetico ci sia un'imposizione per cui nessun soggetto, né Enel, né E.ON, né Saras, possono speculare dal fatto di essere monopolisti o cartello energetico in Sardegna. Bisogna imporre che la soglia è quella del costo reale della produzione energetica più un ragionevole utile d'impresa del 4-8%. Se questo è in linea con la media europea, bene, altrimenti lo Stato e l'Unione Europea devono compensare questa differenza. Non è accettabile, per esempio, che l'Enel, che ha acquistato l'Endesa spagnola, dia all'Alcoa in Spagna un accordo bilaterale, un contratto bilaterale che gli consente di avere costi energetici decisamente inferiori rispetto a quelli sardi. E bisogna tenere la schiena dritta. Per esempio, in questi giorni, in queste settimane, la regione si è totalmente sbaraccata rispetto all'Enel per quanto riguarda la Carbosulcis. La Carbosulcis, c'è un sentimento diffuso in Sardegna e anche nel nostro territorio per dire chiudiamo queste miniere, basta, eccetera. In realtà noi abbiamo speso centinaia di milioni di euro in quella miniera, abbiamo fatto una grande infrastruttura che è sotterranea, cioè un grattacielo costruito sotto, abbiamo a portata di mano il carbone che è pari a quello nelle condizioni qualitative di gran parte del resto dei giacimenti mondiali. La realtà è questa, che il carbone in Germania lo utilizzano per produrre energia, e una centrale a carbone in Germania produce a 55 euro megawattora. In Sardegna e a Portoscuso l'Enel lo produce a 130 euro megawattora, e qui c'è qualcosa che non funziona. C'è una speculazione, lo hanno messo fuori gioco il nostro carbone, i poteri forti, lo hanno messo coloro che avevano altri interessi a giocare con l'Enel per fare della Sardegna una colonia. Ecco, una classe dirigente, un governo e un governatore serio, credibile, non faccendiere, non che fa gli accordi con Flavio Carbone o con quant'altri, può governare questo processo. La realtà è che noi abbiamo bisogno sostanzialmente di creare le condizioni perché si possa davvero rimettere in marcia questo sistema. E se non c'è nessuno che dice che l'accordo bilaterale è fondamentale, ma è possibile che un ministro di Stato non possa imporre all'Enel di fare un contratto bilaterale? Mi domando quanto stiamo spendendo in questo territorio per cassa integrazione, mobilità. Esatto. Basterebbe fare questa equazione. La realtà è che lo Stato e questi partiti ci vogliono assistiti e vogliono tenere chiuse le fabbriche, e questo lo dico per quei partiti di destra e di sinistra, ma anche qualche soggetto che si affaccia politicamente oggi, qualche amanuense, qualcuno che vuole con le poesie cambiare le sorti della Sardegna. In realtà l'unica forza politica che può rimettere in marcia questo territorio è la nostra. Lo dico con estrema chiarezza e con estrema certezza. Se vogliono il suicidio, i cittadini di questo territorio scelgano destra e sinistra, o scelgano a qualcuno che si inventa le soluzioni. La realtà è che bisognerebbe avere l'accortezza di dire con estrema chiarezza quello che si può fare e quello che si deve fare, tenendo la schiena dritta per far riaprire queste fabbriche. Pronto?
Pronto Luciano, sono Armando, buongiorno. Buongiorno Armando, prego. Voglio fare una domanda all'amico Mauro, se me lo consente. Certo, è qui per Allora, questo. Mauro, volevo chiederti, siccome noi cittadini di Iglesias, di Carbonia, insomma un po' tutto il Basso Sulcis, ma io penso tutta la Sardegna, adesso abbiamo a che fare con quelle che sono le nuove tasse, parlo dello smaltimento dell'entità urbana, che ci sentiamo un attimino presi in giro, perché in un primo momento ci è stato detto che, parlo di Iglesias, facendo la differenziata avremmo anche risparmiato dei soldi, mentre invece ci troviamo ad avere dei costi anche superiori. Ma eventualmente in Sardegna si può fare un discorso differente. E poi ti volevo dire anche un'altra cosa, ma la discarica di Cambiazus, che tu conosci come conosco io, perché ce l'abbiamo dietro Iglesias, ma com'è che non riesce ad accogliere quei rifiuti non indifferenziabili? Questa è la domanda, e mi farebbe piacere che anche questa facesse parte del tuo programma, perché comunque siamo alle prese con questi problemi. Ti ringrazio. Prego. Grazie Armando. Intanto sulla questione sostanziale che tu hai posto, cioè del creare le condizioni perché le tasse in questo territorio in Sardegna abbiano un peso diverso. Io parto dal presupposto che tutte le nuove tasse che sono state imposte dallo Stato con le leggi di stabilità, Monti e Letta, l'ultima, sono tasse illegittime. Perché sono illegittime? Perché la Sardegna ha la potestà autonomistica e ha la potestà sulla materia fiscale, ovvero deve funzionare il sistema in termini di armonia, dice la Costituzione, dice lo Statuto Autonomo della Sardegna, e cioè tutte le nuove tasse devono essere imposte se vi è l'intesa con lo Stato e la Regione. Per esempio l'IMU. L'IMU è stata imposta senza che ci fosse assolutamente il consenso da parte della Regione, ed è stata imposta in termini incostituzionali, perché anche quella partita andava giocata diversamente. Tutta questa partita della fiscalità locale parte da una visione assolutamente devastante dello Stato. Il tema fondamentale è quello della gestione della spesa pubblica in Italia. Perché vengono scaricate sui comuni, sui cittadini queste nuove tasse? Perché vi è un cancro che si chiama debito pubblico, che nessuno affronta. Noi siamo di fronte a un debito pubblico oggi in Italia di oltre 2.000 miliardi di euro, che ci generano interessi ogni anno di 100 miliardi all'anno di interessi che paghiamo alle banche. Il tema è che la classe politica, le forze politiche di destra e di sinistra, che hanno messo le mani sulle banche, che governano le banche in Sardegna, il presidente della fondazione, che pure potrebbe sembrare marginale, è stato indicato dal centro-sinistra. Il presidente del Banco di Sardegna dipende direttamente dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, cioè tutto un sistema clientelare di potere che gestisce le banche, ed è evidente che nessuno vuole abbattere il debito pubblico perché non vuole togliere i 100 miliardi di guadagno all'anno. Interessi. Pronto? Sentiamo un attimo chi c'è lì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, volevo fare un'informazione a Mauro Pilli. L'ho sentito ieri in televisione, però dell'Alcoa non ne ha parlato mai. È venuto a Sarbariu, quando avevamo accampato a Sarbariu è venuto Grillo, è venuto il dottor Medordi e tutti. Adesso che siamo proprio nella situazione non ha parlato, non si sta arrivando a Lei fa prima a dire dell'Alcoa che cosa ne pensi? E così le può rispondere, va bene? Come ne pensa lui? Perfetto, bravo, così si dice. Dell'Alcoa che cosa hai da dire? Perfetto. Ok, grazie. Prego, Mauro. Concludo sulla prima domanda precedente. Sì. Le tasse possono essere abbattute. Noi abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico in Italia e abbiamo un patrimonio immobiliare censito di 1.700 miliardi.
Basterebbe vendere 300-350 miliardi di questo patrimonio per abbattere di 18 miliardi quei 100 miliardi che noi spendiamo di interessi. Perché non vengono venduti questi 350 miliardi di patrimonio pubblico? Perché sono tutti gestiti attraverso manutenzioni, pulizie, servizi, affitti, prebende e quant'altro che sono generati da interessi. Se lo Stato avesse di fronte a un patrimonio immobiliare che non riesce a gestire, ma che gli costa tantissimo, la capacità di generare risorse, noi riusciremo a rimettere in piedi un piano infrastrutturale, per esempio, immediato. In Italia non ci sono infrastrutture che vengono realizzate. L'ANAS in tutta Italia ha un bilancio di 1 miliardo, 2 miliardi di euro rispetto alle migliaia di chilometri che ci sono in Italia di manutenzioni e di strade nuove da realizzare. E quindi da questo punto di vista occorre il manico che non sia più nelle mani delle banche. Noi dobbiamo da questo punto di vista difenderci. Nessuno ha difeso, per esempio sull'IMU, io ho dichiarato il primo giorno che veniva approvata in Parlamento, intervenni pesantemente col governo Monti dichiarando il mio voto contrario, ma spiegando anche l'incostituzionalità di quel provvedimento, spiegando che la Corte Costituzionale più volte si era espressa in maniera assolutamente chiara e netta dicendo che non ci poteva essere una tassazione di quella portata se non con l'intesa con la regione medesima, Sicilia o Sardegna o Val d'Aosta o Friuli Venezia Giulia o quant'altro. È evidente che lì la schiena dritta è mancata. La regione si è costituita contro l'IMU soltanto dopo 6 mesi dalla mia battaglia parlamentare. Ultima domanda. Dire che io non ho parlato di Alcoa è come dire che non ho parlato dell'acqua in questi anni. Io ho fatto una battaglia politica, ho qui perché credo che sia davanti sia necessario farlo vedere. Questa è la proposta di legge che io ho presentato alla Camera dei Deputati ormai 6 mesi fa, che recita: riconoscimento di stabilimento di interesse strategico nazionale degli impianti di alluminio primario della Sardegna e delle lavorazioni connesse. Cosa significa? Che per l'Ilva di Taranto i governi hanno fatto Berlusconi, Monti, Letta, 3 decreti legge per salvare un'azienda che hanno ritenuto e hanno dichiarato essi stessi strategica per l'acciaio. Ma qual è la differenza tra l'acciaio e l'alluminio? Non ce n'è, perché sono tutti e due settori strategici per una delle grandi industrie, quella automobilistica del nostro paese. Decidere oggi di far chiudere l'Alcoa solo perché l'Enel fa ed esercita quel ricatto che la Commissione europea ha messo nero su bianco, perché la realtà è che quando l'Unione Europea si è pronunciata rispetto al tema dell'Alcoa, ha detto con estrema chiarezza che l'Enel, in quanto soggetto primario di produzione elettrica in Sardegna, avrebbe potuto dare l'energia al costo della media europea senza alcun tipo di sacrificio, proprio perché l'Alcoa consuma quasi 1/3 dell'energia elettrica della Sardegna, e quindi in un rapporto per essere chiari, non va a comprarlo nel negozietto sotto casa, la deve acquistare rispetto a un mercato che in tutta Europa è un mercato virtuale, che non è nemmeno disciplinato dal prezzo unico nazionale, è disciplinato appunto dagli accordi bilaterali. Pronto? Pronto? Sì. Sono Mauro, chiamo da Carbonia. Buongiorno Mauro. Io vorrei chiedere all'onorevole Pili riguardo all'avvertenza AIAS. Io sono un lavoratore AIAS, lo ero già all'epoca dell'amministrazione regionale Pili. Già all'epoca, se il Presidente si ricorda, i lavoratori venivano utilizzati come banca per finanziare diciamo questa associazione. Ancora oggi è così. Cosa mi dovrebbe convincere a me, magari anche a parte dei miei colleghi, votare Mauro Pili alle prossime elezioni, perché risolva, per sapere come risolvere definitivamente questo problema, oppure se ancora per mantenere equilibri politici che io posso immaginare, non lo so io, insomma, ancora si deve dare credito a quel tipo di amministrazione attualmente in atto. Insomma, la gestione AIAS la conosciamo tutti,
Radio Luna se ne è occupata diverse volte, quindi insomma questi lavoratori vengono ricattati, non vengono pagati, secondo il mio parere gli standard di personale sono, anche se sono regolati dal piano sanitario regionale, sono al di sotto, perché insomma quando una persona lavora di notte da sola con 25 pazienti oppure durante il giorno il lavoro di 4 lo fanno in 2, sicuramente siamo al di sotto degli standard. Comunque per quanto riguarda poi la parte economica, a oggi ci devono pagare ancora lo stipendio di settembre e fra qualche giorno ci pagheranno solo la 13ª. Quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre mancano? Sì. Ma non c'era stato un accordo direttamente con la ASL che vi pagava gli stipendi senza passare attraverso... No. Allora, la ASL a noi ci paga il 70%, se il lavoratore glielo richiede, li paga il 70%. Sì. Il restante 30% bisogna fare causa con l'azienda, ce lo dovrebbe dare l'azienda. Ecco. Cioè per avere i vostri soldi dovete fare causa per avere i vostri soldi? Nonostante essere stati avvisati tutti i parlamentari, c'è stato il voto a favore di destra e sinistra, e credo che anche dei parlamentari sardi. Dei parlamentari sardi che sono stati avvertiti. Guardate che dentro quelle convenzioni c'è scritto che per 2 terzi dell'anno i sardi, in quanto sardi, pagano il 30% in più. Nessuno ha detto niente. Di fronte alle domande dei giornalisti, ma voterete a favore o voteremo contro? Il partito ci ha dato indicazioni di votare a favore, e quindi grazie anche all'apporto dei parlamentari sardi c'è stato questo. La mia rottura sostanziale con i partiti nazionali, col mio partito, con le coalizioni è stato proprio questo. Quando si viene meno all'interesse primario della propria terra, del proprio popolo, e quando si avvalla, io non dico di fare preferenze per il proprio territorio, ma quando c'è una discriminazione razziale, razzista nei confronti del nostro popolo, quando si prevede che un popolo debba pagare il 30% soltanto perché siamo sardi, allora io... 30% in più? 30% in più. E di fronte a questo io non ho paura a pronunciare la parola indipendenza. Perché se lo Stato non ci riconosce di essere alla pari degli altri, se lo Stato non ci dà la dignità di essere cittadini alla pari degli altri, non ci trasforma in cittadini di serie Z, noi possiamo pensare di restare concatenati. È lo Stato che ci sta mandando via, e dobbiamo mettere in condizioni lo Stato di fare scelte che siano di riequilibrio, altrimenti occorre assumere provvedimenti sul piano giudiziario e sul piano anche istituzionale. Benissimo, hai parlato di dipendenza e sentiamo chi c'è in linea perché voglio approfondire questo discorso. Pronto? Buonasera, mi sente? Benissimo. Sono Enrico, buonasera anche all'onorevole Pini. Chiamo da Guspini, sono un imprenditore del settore edile e altro artigianale. E di recente approvazione la zona franca urbana del Sulcis, un piano di fiscalità di vantaggio. È già approvato? Sì, è già approvato, sì. C'è il bando, eccetera. Sì, benissimo. Io mi occupo anche di progettazione, ho contatti con molte aziende del territorio. È noto un fermento riguardo i territori che sono rimasti provvisti di beneficio. Volevo sapere, l'onorevole Mauro Pili cosa ne pensa? Noi pensiamo che questo provvedimento crei uno svantaggio ai territori limitrofi, che sia un dedicare risorse in maniera eccessiva a un solo territorio, come se la crisi si fermasse alla delimitazione precisa di una provincia. Così non è. Io vi posso citare zone dell'interno della Sardegna che stanno molto peggio del Sulcis. Tutto questo non andrà sicuramente dal punto di vista elettorale né a beneficio né del PD né di tutti quei partiti che hanno promosso questo provvedimento. La crisi investe tutta la Sardegna, sarebbe stato reso necessario un provvedimento per tutta la Sardegna, non solo la fiscalità di vantaggio al Sulcis. Grazie. Grazie a lei. Io volevo dire una cosa a proposito della fiscalità di vantaggio. È un provvedimento che io, pur essendo del Sulcis, avendo 3 imprese nel Sulcis, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché avrei preferito che quei 120 milioni cosiddetti che sono sulla carta fossero stati destinati, che sono poi i soldi che
l'Alcoa mette, non sono i soldi dello Stato, ragazzi, sono la multa che l'Alcoa deve pagare per l'utilizzo così degli sgravi sull'energia improprio, gli hanno detto. Quindi paga una multa, l'Alcoa che ha chiuso, che ha mandato a casa gli operai del Sulcis, e quindi viene a mancare quella fonte di sostentamento, quell'economia che arrivava da quella fabbrica, viene a mancare prettamente nel Sulcis. Allora, per compensare, perché qui si sta creando un deserto economico, hanno detto: vi diamo questo incentivo che ancora non si capisce bene di quanto sarà, di come sarà e così via. Avremmo preferito che quei 120 milioni fossero stati investiti per creare altra occupazione immediata, per creare un'economia diffusa, perché se ci danno un'agevolazione, ci danno degli sgravi fiscali su un lavoro che non c'è, su un reddito che non esiste più, è come se non ci stessero dando niente. Adesso può rispondere anche Mauro. È un tema serio quello che ha posto l'amico che ha chiamato. Io penso che intanto bisognerà vedere le reali ricadute. Intanto non esistono le coperture finanziarie, chi continua a parlare di questi 120 milioni di euro non sa di che cosa parla, perché non esiste nessuna copertura finanziaria in tal senso, e soprattutto non si capisce a quali soggetti poi realmente e quanto realmente sarà dato a tutti i soggetti. Aggiungo che però nessuno parla del tema del fallimento delle società, delle piccole e medie imprese. Il tema è: quale agevolazione fiscale si dà a un territorio che non produce più? Per avere agevolazioni fiscali bisogna produrre, ma se non si produce sono agevolazioni che nessuno potrà utilizzare, che saranno marginali. E quando noi non ci poniamo il tema di Equitalia, che moltiplica per 10 le sanzioni che vengono sostanzialmente messe in campo, tu hai un debito di 10, nel giro di un anno te lo riportano con gli interessi sugli interessi, gli aggi, le sanzioni, le more, tutte le questioni che riguardano le notifiche che vengono fatte o meno legalmente o quant'altro. In realtà un cittadino è strozzato da questo sistema di riscossione che io ho cercato di combattere, sto combattendo. Abbiamo raccolto anche delle firme. Abbiamo fatto battaglie, abbiamo fatto una proposta di legge di iniziativa popolare, che è l'unica proposta di legge di iniziativa popolare presentata dalla Sardegna in questi ultimi 10 anni, che riguarda appunto Equitalia, che dice sostanzialmente questo: bisogna fare una moratoria di un anno per valutare se in questo territorio si possano utilizzare, per esempio, gli studi di settore che si applicano in Lombardia. Perché in questo territorio un'attività artigianale o professionale ha gli stessi parametri degli studi di settore che si hanno nel nord Italia, quando è evidente che il guadagno in questo territorio, per tutti gli indicatori che tu hai richiamato, sono assolutamente inferiori rispetto a qualsiasi altra realtà italiana ed europea, e quindi non potevano essere applicati gli studi di settore, che sono quelli su cui si paga obbligatoriamente la quota fiscale da dare allo Stato, e dall'altra ci sono meccanismi per cui lo Stato, che da questo punto di vista è idiota, cosa fa lo Stato? Sostanzialmente ti mette il cappio al collo, ti fa morire e perde 3 volte. Perde il debito capitale, la quota iniziale, perde l'impresa e quindi perde il prodotto interno lordo, quello che sostanzialmente sarebbe servito per creare le entrate fiscali dello Stato, e terzo deve farsi carico dell'onere sociale, perché ci sono disoccupati, perché ci sono persone in cassa integrazione, in mobilità o quant'altro. Quindi lo Stato intelligente avrebbe dovuto fare un'operazione semplice: poter dilazionare ridimensionando la quota capitale, cancellando tutte quelle sanzioni, more, interessi, ma non per fare un regalo, perché sono incostituzionali. La cosa grave è che io avrei fatto da Presidente della Regione, senza perdere manco un minuto di tempo in questi ultimi anni, è quello di impugnare i provvedimenti. Come ragione? Perché c'è un dato emblematico che la Corte Costituzionale ha detto: non si può applicare
per la riscossione un onere superiore al reale costo della stessa riscossione. Cioè, se Equitalia per riscuotere il mio debito spende il 2%, non può farmi pagare il 100% della mia sanzione, e quello è illegittimo, lo ha detto la Corte Costituzionale in maniera molto chiara. Io, quando ho presentato la proposta di legge per fermare Equitalia, l'ho messo nero su bianco e ho scritto che lo Stato è illegale nel riscuotere, nel consentire a Equitalia, al sistema di riscossione, di operare in base a una decisione assolutamente illegittima, assolutamente incostituzionale. Bene, nessuno, anche in questo caso, solo a fare una battaglia che io ho fatto con 70.000 sardi che hanno sottoscritto la proposta di legge. Adesso ovviamente la battaglia sarà parlamentare per chi dovrà sostenerla. Certamente, da Presidente della Regione è certo che io il ricorso alla Corte Costituzionale lo farò per bloccare Equitalia. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Franco da Roma, e un saluto all'onorevole Pili, un saluto a Luciano, un saluto all'ascolto. Buonasera Franco, prego. Allora, innanzitutto sarei curioso che ci dicesse le spese portuali, 17 euro, 18 euro portuali che si pagano anche ai residenti, mi sembra una tassa ingiustificata. Poi, rivedere il trasporto ferroviario, ci dovrebbe essere la garanzia di un treno cadenzato ogni ora. Poi, ultime due cose. I comuni in questa situazione di emergenza dovrebbero avere un numero di ascolto, un numero verde per disbrigare le pratiche. Poi l'altra cosa, avendo tante imprese artigiane di vari settori, perché la Regione non dà un marchio di qualità di questi prodotti, logicamente con dei requisiti, e si faccia garante, soprattutto nell'ambito dell'esportazione, gli dia quell'assistenza anche fiscale, in modo da rimettere in moto tutta questa produzione che prima c'era con altri enti. Poi l'ultima cosa che ci dirà quando è finito il programma, io tante volte sento in Parlamento 50 deputati in missione, 70 deputati in missione, ma dove vanno queste persone? Comunque l'onorevole Pilli, che lo stimo perché è la persona forse sarda che è più presente nelle interrogazioni e soprattutto è molto più attenta a quello che avviene nel Parlamento. Comunque ringrazio e una buona serata e tanti auguri. Grazie Franco. Prego. Grazie per questa sfilza di domande. La prima, le 17 euro di tasse portuali o anche aeroportuali sono totalmente illegittime. Sulla continuità territoriale non possono essere applicate tasse, è scritto in tutti i provvedimenti di legge, è scritto nelle norme comunitarie, quindi sono tutte tasse illegittime, e anche in questo caso io ho più volte sostenuto che andassero totalmente cancellate. Si è entrati in questo vortice dopo il 2001, dopo la crisi del 2001 per via della crisi delle compagnie aeree, fu fatta una tassa sulla sicurezza aeroportuale. Da quel momento sono state caricate, in realtà sulla continuità territoriale aerea per le isole questa tassa non può essere assolutamente sommata, quindi va cancellata sia per quanto riguarda quella portuale che per quella aeroportuale, perché la continuità territoriale è un servizio che non può essere gravato da ulteriori oneri. Trasporto ferroviario. Io penso che occorra anche in questo caso prendere atto di un dato di fatto. Gli unici investimenti, 500 milioni di euro fatti sulla rete ferroviaria sarda, riguardano l'opera che io ho messo in campo da Cagliari ad Oristano e la parte del monitoraggio della stessa rete, e con la creazione di alcune realtà sul tratto sino a San Gavino di una rete modernissima. Tutto questo si è fermato, non sono stati fatti altri investimenti rilevanti su questo. Ha ragione chi ci ha chiamato che l'investimento ferroviario in Sardegna è assolutamente necessario. Cito un parametro perché sia chiaro di che cosa stiamo parlando. Se l'indice infrastrutturale ferroviario italiano è 100, l'indice infrastrutturale ferroviario in Sardegna è 15. In Italia hanno 100, in Sardegna abbiamo 15. Questo la dice lunga sulla discriminazione, sul divario non soltanto insulare ma anche del riparto minimo delle risorse, che deve essere fatto in termini oggettivi, parametrati in base alla misurazione del divario e della compensazione. Se l'Italia ha 100, non si possono più fare investimenti in Italia, bisogna farli in Sardegna per riportare la Sardegna
al passo e alla pari dell'Italia. Sulla politica dei comuni, attenzione, numeri verdi eccetera, credo che in molte realtà questo esista. I sindaci sono l'anello più debole della catena istituzionale. Credo che da questo punto di vista occorra, e noi avevamo avviato un processo di grande informatizzazione, di connessione, di rete dei comuni, perché potessero questi servizi essere accentrati per dare un servizio al cittadino sempre più efficiente, ma anche con minor onere. Per quanto riguarda i marchi di qualità, io sono assolutamente convinto che occorra sposare la politica dei marchi di qualità settoriali e sui prodotti tipici della Sardegna, perché vanno difesi non soltanto da contraffazioni, ma anche perché il marchio della Sardegna è un veicolo moltiplicatore per il turismo. Quindi la prima cosa da fare sarebbe intanto di cambiare quel nome del formaggio del pecorino sardo da pecorino romano a pecorino sardo. Questa è la prima cosa che bisognerebbe fare. Hai parlato di divario di trattamento che è stato fatto alla Sardegna da parte dell'Italia rispetto alle altre regioni. Siamo all'incirca al 10%, e quindi portare lo Stato italiano davanti alla Corte di Strasburgo e dire che questo divario deve essere colmato. Come deve essere colmato? Ci devono fare le infrastrutture, ci devono dare i soldi, ci devono dare la zona franca, oppure, e se tutto questo non dovessero darcelo, che cosa succede? Questo è il cuore di Paris, il piano attuativo del riequilibrio insulare della Sardegna, cioè l'unico piano strategico per il futuro della Sardegna, l'unico piano onesto che dice allo Stato, dice all'Unione Europea: noi non vogliamo niente di più di ciò che ci spetta, dobbiamo misurare il nostro divario insulare, quanto ci costa di più il trasporto, quanto ci costa di più un prodotto fatto in Sardegna rispetto al resto del continente, quanto ci costa di più l'energia, quanto ci costa la ricaduta sulla sanità. Tutto questo deve essere misurato in maniera oggettiva e puntuale, e dopodiché tutto questo deve essere compensato, e può essere compensato su 3 livelli. Il primo, quello economico, cioè il riparto corretto dei denari dello Stato. Il secondo, quello infrastrutturale, le infrastrutture quelle concrete, quelle visibili, e quelle immateriali, per esempio la continuità territoriale aerea, la continuità territoriale marittima, che sono infrastrutture che devono essere gestite e governate come un servizio pubblico che deve garantire la Sardegna, così come lo Stato col Frecciarossa garantisce i collegamenti da Napoli sino ad arrivare a Milano. E quindi è evidente che se la tratta, e faccio l'esempio parametrandolo in termini chilometrici, tra Roma e Milano, 500 e passa chilometri, e la tratta Roma-Civitavecchia, Cagliari-Civitavecchia di 500 chilometri, se la Roma-Milano costa 29 euro in treno, non è pensabile che la tratta in aereo o in nave Cagliari-Roma possa costare 10 volte tanto. E quindi è evidente che occorre parametrare e rendere l'equilibrio in termini infrastrutturali. Il terzo livello di riequilibrio è quello fiscale, per il quale io, quando ancora nessuno parlava di zona franca, quando ancora non diventava uno strumento di propaganda becera elettorale, quando tutti ancora pensavano a discutere di parchi eolici di qua e di là, io nella legge che ho proposto, Paris, all'articolo 5 della stessa, proponevo la zona franca integrale doganale per la Sardegna. Questa è la proposta di legge, questo è l'articolo che riguarda appunto la zona franca integrale, e soprattutto quello che mi interessa che i cittadini sardi vedano è la data di presentazione, che è registrata il 4 gennaio del 2010, cioè 4 anni fa, quando ancora sostanzialmente non vi era alcun tipo di passaggio che consentisse a nessuno di dire che la zona franca integrale era stata proposta. Questa proposta la trovate nella Camera dei Deputati, la numero
3087. La numero 3087 della Camera dei Deputati, che è depositata e che è stata ripresentata quest'anno e che ha, a differenza della zona franca fantasiosa, mentre io la zona franca la voglio realizzare davvero, non voglio farla per finta come fa Cappellacci con i suoi amici o amichetti, la realtà è che la zona franca si può fare soltanto se lo Stato dà la copertura finanziaria necessaria. E io qui la zona franca è coperta integralmente dall'incremento di 2 punti in percentuale, per esempio, delle rente finanziarie, della tassazione sulle rente finanziarie, che sono tassazioni in Italia decisamente inferiori rispetto al resto d'Europa. Quindi bisogna, da questo punto di vista, siccome è un diritto, non è un qualcosa che ci deve essere dato in quanto negoziamo, è un diritto. Il riequilibrio è un diritto sacrosanto di questa terra e quindi la zona franca è una partita che noi dobbiamo conquistarci con la causa di giustizia internazionale. Alla Corte di giustizia europea bisogna porre con estrema chiarezza le condizioni del riequilibrio e all'interno di questo servono le condizioni economiche, infrastrutturali e fiscali per darci quelle risposte che a oggi non sono venute. Ecco, il Kosovo ha fatto tutto questo e poi ha chiesto l'indipendenza. Ma la Sardegna è indipendente. Potrebbe reggersi da sola? E come? Io penso che occorra un percorso. Il percorso è la causa alla Corte di Giustizia Europea per il riconoscimento dei diritti di riequilibrio della Sardegna. Se questi diritti dovessero essere riconosciuti per il pregresso e per il futuro, noi possiamo andare a realizzare un pacchetto, diciamo così, federale di Stato nella Repubblica Italiana, in cui la Sardegna ha una totale autonomia e sostanziale indipendenza. Qualora questi elementi non venissero riconosciuti, lo scontro deve essere portato avanti e la Sardegna deve avere la sua libertà statuale, deve potersi governare. E io penso che se ci sarà un governo autorevole, non sarà e non deve essere un governo illusionista, ma deve essere moderato e nel contempo molto razionale, che deve essere concreto, che deve avere le idee molto chiare. Io per esempio l'ho detto in questi giorni, in 6 mesi si può rimettere in marcia la Sardegna, lo si può rimettere in termini economici. Cito soltanto la possibilità di fare della Sardegna la piastra logistica delle compagnie low cost nel Mediterraneo. Significa sostanzialmente, mi prendo pochi istanti per spiegare qual è il progetto. Io per esempio penso che la Sardegna possa avere nel giro di 6 mesi una proiezione esponenziale del turismo, perché il contributo co-marketing che io ho applicato per la prima volta in Sardegna nel 99, poi in maniera razionale nel 2001. Vuoi dire che cosa? Spiega un attimo che cos'è il co-marketing. Il contributo co-marketing è lo attualizzo, 10 euro che io do alle compagnie low cost per ogni passeggero che atterra in Sardegna, e in cambio la compagnia low cost fa la promozione della Sardegna sui suoi siti web, sulle promozioni sui giornali dove c'è la tratta a Düsseldorf, Berlino, Dublino, Londra e quant'altro, promuove la Sardegna. Quindi si tratta proprio di un contributo di promozione della Sardegna in cambio dell'arrivo del passeggero. Questo passeggero, quando arriva in Sardegna, spende, è censito dalle università di Cagliari e di Sassari, dai 4 ai 500 euro pro capite. Quindi vuol dire che se io ho speso 10 euro di fondi regionali e c'è una ricaduta minima, ipotizziamo del 10% sul fronte fiscale, se ho una ricaduta minima dai 400 ai 500 euro, incasso 40-50 euro di entrate fiscali per la regione. Quindi la regione non ci ha rimesso niente, ci ha guadagnato. Ho speso 10 e incasso 40-50 euro di entrate fiscali, ma dall'altra ho 400-450 euro di ricaduta in termini economici, che vanno alle piccole e medie imprese, vanno ai bed and breakfast, vanno agli agriturismo, vanno agli alberghi, vanno alla struttura agricola, alla produzione agricola, ai prodotti commerciali. Vengono dati sostanzialmente a chi può generare da questo punto di vista delle risposte in termini economici. E aggiungo, anziché lavorare per 2 mesi all'anno, possiamo utilizzare questo circuito per far lavorare i sardi 10-12 mesi all'anno. Significa rimettere in marcia immediatamente, senza fare infrastrutture, senza perdere tempo a realizzare investimenti di lungo corso, una macchina infernale per creare occupazione e sviluppo. Questo perché non si fa? Perché ci sono gli interessi dell'Alitalia.
perché la regione, questa regione, così come quella precedente, così come lo Stato, tutti i governi sono servisciocchi dell'Alitalia. L'Alitalia impone, per esempio, che la tariffa unica venga applicata soltanto per 9 mesi all'anno e che per i 3 mesi centrali della stagione estiva non si applichi la tariffa unica, quindi i non residenti devono pagare 5-6 volte tanto quanto pagano i residenti. Qualcuno dice: ma cosa ci interessa a noi, siamo residenti, tanto paghiamo sempre lo stesso. No, sarebbe sciocco fare questo ragionamento. La Sardegna si deve aprire, non deve chiudere, e in un periodo come quello non si poteva pensare di accogliere la richiesta drammatica di Alitalia di costringere la Sardegna a far arrivare i turisti pagando 5-6 volte tanto quella tariffa aerea. Quindi si tratta sostanzialmente di dare delle risposte in termini di sviluppo, senza trascurare il fatto che anche queste ultime feste natalizie noi abbiamo avuto gli arrivi e le partenze contingentate perché non c'erano voli sufficienti. Questa è la continuità territoriale fatta sotto schiaffo e a tappettino per l'Italia. Senti, in questo territorio, mentre a Villa Simius ci sono 28.000 posti letto, in questo territorio ne abbiamo 2.400, 2.300. Abbiamo sicuramente trascurato, penalizzato. Abbiamo il porto di Sant'Antioco, per la quale il presidente Cappellacci già da 2 anni fa ha detto: adesso inizieranno le bonifiche, presto verrà fatto il bando internazionale. Niente di tutto questo è stato fatto. Ci sembra che ci sia qualcosa che impedisca lo sviluppo turistico di questo territorio. Sei dello stesso parere? E quale piano strategico per sviluppare il turismo tu pensi che si debba fare per il Sulcis? La dimostrazione di quello che tu richiamavi è dato dal fatto che in questo territorio gli investimenti non sono stati fatti, che sono stati millantati, promessi, ma non c'è un solo investimento concreto che è stato realizzato. Penso soltanto, e lo voglio richiamare, non voglio essere noioso, la 126. La 126 è un'arteria che collega sostanzialmente Carbonia con Iglesias, ma collega anche Carbonia con tutto il Basso Sulcis, che dovrebbe collegare Iglesias con l'Alto Guspinese, e in realtà questa è una strada che oggi non esiste più. È stata trasformata in molti tratti in strada urbana, intraurbana, con decine e decine di rotonde, anziché connettere in termini di scorrimento veloce un territorio che aveva la necessità di un'infrastruttura viaria di quella portata per una duplice funzione: quella dello sviluppo economico futuro e quello dello sviluppo economico presente. Serviva per le grandi industrie, ma serviva anche per progettare la connessione tra il turismo, per esempio le zone costiere e l'entroterra, per connettere le zone agricole di questo territorio, le zone del Basso Sulcis, il consorzio, il comprensorio irriguo del Basso Sulcis e quello di Trattalias, per arrivare a quello del Cigerri, creando le condizioni per queste migliaia di ettari di terreno irrigati, molti di questi potessero essere connessi con i grandi mercati dell'ortofrutta, dell'agroindustria. In realtà noi non abbiamo una strada principale. Quando io sono andato via dalla Presidenza della Regione, stanziai allora 10 o 20 milioni di euro per fare l'avvio della progettazione della connessione tra Carbonia e Iglesias a 4 corsie. Bene, quei soldi alla fine, quando io sono andato via, sono stati utilizzati per fare rotonde, perché manca la visione, perché è mancata la capacità hanno accontentato più ingegneri, magari qualche impresina che ha fatto anche più una rotonda. La realtà però abbiamo perso di vista il ruolo, la capacità di questo territorio di traguardare un futuro serio, e in realtà io penso che la cosa più importante sia connettere il Sulcis con l'aeroporto di Elmas, che deve diventare l'aeroporto del Sulcis, nel senso che un aeroporto a 50 minuti dal Sulcis è come se fosse l'aeroporto di Fiumicino per Roma, o di Ciampino per Roma, o quello di Linate per Milano. Cioè noi abbiamo bisogno di essere connessi in maniera puntuale su questo fronte. Aggiungo che bisogna modificare il piano territoriale paesistico e dire che tutte le volumetrie esistenti in questo territorio, da quelle minerarie, passando per quelle militari, per quelle industriali, che non possono più essere utilizzate in quella direzione, vanno riconvertite immediatamente sul fronte turistico. I cacciatori mi pregano di leggerti questa richiesta. Bisognerebbe istituire subito l'istituto della fauna selvatica regionale per stabilire date e flussi migratori di tutte le specie. Siamo ostaggi dell'istituto nazionale che ha letteralmente stravolto i corretti flussi, negando la caccia alla migratoria fino a tutto febbraio, cosa che è permessa invece in Corsica, che ha lo stesso corridoio di migrazione. Su questa cosa ne pensi?
Io sono un convinto assertore della regionalizzazione della caccia, cioè che non possa esserci soggetto che possa disciplinare la caccia al di fuori della regione. Tutti i flussi migratori delle specie faunistiche venatorie che in Sardegna sono caratterizzate da analisi diverse da tutto il contesto nazionale, tutti questi studi che sono stati fatti sulle potenzialità faunistico-venatorie della Sardegna non possono essere disciplinate con regole che riguardano la Norvegia o che riguardano l'Austria o che riguardano la Lombardia. La Sardegna ha una sua caratterizzazione, una sua caratteristica che ha bisogno di disciplinare i flussi appunto delle specie migratorie con quelle stanziali, cioè è necessario ed è indispensabile pianificare in casa nostra la caccia. E quando io ho fatto l'unico caso in questi ultimi 10, 15, forse 20 anni, l'apertura della caccia a febbraio, non l'ho fatto per fare un regalo ai cacciatori, l'ho fatto perché ne ero scientificamente convinto in base alle relazioni che Marschenk, uno dei più grandi ornitologi, mi diceva sul flussi migratori che c'erano in Sardegna, cioè si diceva che poteva essere fatto questo. Aggiungo però che occorre fare un investimento culturale sulla caccia, e lo dico ai tanti cacciatori che per quanto mi riguarda in Sardegna hanno una ragione duplice, che è quella di seguire una tradizione che in Sardegna esiste da tempo, quindi di tutela della fauna faunistico-venatoria della nostra isola, ma dall'altra di protettori, difensori dell'ambiente. Io per esempio direi a tot giornate di caccia devono corrispondere tot giornate di presidio del territorio, delle campagne e delle foreste. Bisogna far ritornare i sardi nelle campagne. Il presidio dell'ambiente è fondamentale per l'ambiente stesso, quindi questo patto d'azione tra i cacciatori e l'ambiente deve essere un patto di sangue, perché tutelare l'ambiente significa tutelare la capacità dei cacciatori di esistere come attività, come loro attrazione, e soprattutto dall'altra però arrivare a tutelare l'ambiente. Questo equilibrio deve essere mantenuto, l'ambiente è sacrosanto, bisogna anche sul piano faunistico venatorio fare tutte quelle campagne di mitigazione necessarie, ma anche di incremento della fauna, quindi tutte quelle azioni che possono essere fatte e che in una terra come la nostra hanno bisogno di essere compiute con l'accordo sacrosanto tra l'uomo e l'ambiente. Benissimo, ci abbiamo sforato di una ventina di minuti, ci prendiamo altri 8 minuti, ormai ci stiamo. Ti volevo chiedere questa cosa. Proprio ieri, parlando con un giovane ingegnere, mi diceva che ha fatto un progetto e è stato così approvato anche dalla regione, però quando si sono dovuti scontrare con l'assessorato all'ambiente, ai beni ambientali, gli hanno detto che la legge parla di che oggi si può costruire in 1 ettaro di terreno, perché c'è stato questo piano casa, insomma, il PPR è stato ritoccato e quindi 1 ettaro di terreno puoi fare. L'assessorato ai beni ambientali non riconosce questa legge, richiede 3 ettari. È possibile tutto questo? E sono le contraddizioni della gerarchia delle norme, la gerarchia delle fonti. Il piano paesaggistico è più importante o meno di una norma ordinaria. Questa contraddizione lascia aperti questi margini che gli uffici mettono in campo. Io penso che occorra sul piano paesaggistico, urbanistico, mettere in sintonia, in sinergia la norma urbanistica da quella della norma paesaggistica. Oggi in Sardegna non esiste una legge urbanistica. Io prima di andare via dalla Presidenza della Regione approvai in giunta una legge urbanistica che ridisciplinava il ciclo dell'intero governo del territorio. Tutto questo oggi non esiste. Parto dal presupposto che lo scontro titanico, che è diventato anch'esso ideologico, è tra chi vuole costruire di più e chi vuole costruire di meno. Io non solo non mi affascina questo tipo di confronto, lo reputo becero sul piano tecnico, sul piano concettuale, sul piano ideale. Io penso che in Sardegna non bisogna misurare la quantità dell'insediamento, della volumetria, bisogna misurare la qualità.
e cioè io posso realizzare un insediamento qualitativamente inserito in maniera puntuale con il paesaggio, con il territorio, con l'ambiente, anche andando all'interno della fascia dei 2 chilometri. Ma così come posso deturpare la fascia dei 2 chilometri, anche il resto, se a 2 chilometri faccio un grattacielo. Il problema non è la quantità, è la qualità. E la qualità oggi, sul piano dell'impatto paesistico ambientale, è misurabile. Non è più una visione aleatoria, ci sono concetti che possono essere misurati. Quell'edificio, quell'episodio architettonico urbanistico è devastante sul piano dell'impatto, ci sono coefficienti, ci sono parametri di identificazione di tutte quelle che possono essere le condizioni minimali per soddisfare le esigenze di impatto paesaggistico che possono essere realizzate. Ecco, lo scontro titanico tra Soro e Cappellacci è di quantità. Io vorrei invece che ci fosse uno scontro sulla qualità, la misurazione della qualità. Ecco, se io potessi, cosa che farò, cambiare totalmente la pianificazione territoriale, non metterò al centro la quantità, ma al centro dello sviluppo urbanistico territoriale ci sarà la qualità dell'investimento. A proposito di edilizia e quant'altro, ci siamo attorcigliati nella burocrazia. Proprio un ingegnere che ho incontrato in un tuo convegno lì a Cagliari, proprio al Teatro Massimo, mi diceva che gli ingegneri, quando devono firmare un progetto, è come se stessero mettendo la testa sotto la ghigliottina e sperando che non cada mai. Tutto questo perché ci sono troppe norme. C'è la possibilità di alleggerire, di sburocratizzare, insomma di ridare certezze anche ai seri professionisti che una volta fatto un progetto non verranno inquisiti dal giudice o non verranno addirittura condannati. Da Presidente della Regione io cancellerò la burocrazia. E quando dico questo lo dico con cognizione di causa e lo spiego, perché durante le campagne elettorali si fanno molti proclami, però poi nessuno riesce a entrare nel dettaglio e spiegare che cosa farà. Io lo voglio dire in maniera molto puntuale: la burocrazia può diventare zero. In Italia vige la regola di cui molti si ammantano della sussidiarietà, che significa, traduco, passare i poteri dallo Stato alla Regione e dalla Regione ai comuni. Nessuno ha mai pensato di passare questi poteri ai cittadini. Si chiama quella che io chiamo sussidiarietà orizzontale, cioè passare i poteri a chi realmente costituisce la cellula più importante delle istituzioni, cioè il cittadino. Cosa fare? Per esempio, tutti i liberi professionisti sardi, attraverso una norma di legge, saranno autorizzati, qualora volessero utilizzare questa possibilità, a gestire le procedure amministrative. Cioè significa che un ingegnere o un geometra o un perito agrario, un perito industriale o un commercialista che rispetto a quella procedura sono abilitati, possono con loro timbro professionale, in quanto hanno passato un esame di Stato che li abilita a esercitare quella professione, ma anche li obbliga al rispetto delle norme penali, civili e amministrative. Se vogliono fare possono utilizzare e quindi in un istante autorizzano. E qualora ci fossero delle norme controverse, la funzione dell'ente pubblico, che sia comune che sia regione, è che l'interpretazione della norma avvenga per iscritto, in tempi immediati, senza perdere altro tempo. Io devo togliere la burocrazia che impedisce lo sviluppo, devo restituire al cittadino la dimensione di uno Stato e di una regione o di un comune che risponde alle sue esigenze, e dall'altra quei dipendenti pubblici della pubblica amministrazione hanno il compito, per esempio, di svolgere quell'azione consulenziale, che significa far fare un salto di qualità alla pubblica amministrazione, non una pubblica amministrazione che giudica, che è mannaia, ma una pubblica amministrazione che traccia orizzonti, che sa interpretare la norma e che qualora quella norma non sia interpretabile la corregge in modo tale che sia codificabile e che possa arrivare ad essere letta da un computer. La grande rivoluzione della ricomposizione del ciclo edilizio urbanistico, di cui pochi conoscono i dettagli, significa che io devo mettere in campo un vocabolario delle norme urbanistiche per cui la superficie utile ha un significato a Carbonia e lo stesso significato ce l'ha ad Iglesias. E da questo punto di vista io penso che noi dobbiamo ingegnerizzare anche le procedure amministrative. Allora, un minuto per dire perché tra Mauro Pili, Cappellacci, Pigliaro, La Murgia
c'è anche qualche altro candidato che ora non mi ricordo, perché i cittadini sardi dovrebbero scegliere Mauro Pili? Dovrebbero scegliere la rivoluzione, quella che io propongo nel concreto con la serietà delle argomentazioni. Centrosinistra e centrodestra, da Soru, Pigliaru, passando per Cappellacci, sono stati un fallimento, non sono stati in grado di realizzare un metro di 131, un metro di ferrovie, non sono stati incapaci di creare un nuovo posto di lavoro rispetto a quelli che erano ormai persi in Sardegna, non sono riusciti a creare un minimo incremento di sviluppo economico. Tutti i dati dei miei pochi mesi di governo della regione sono diametralmente opposti: più occupazione, più crescita dell'economia, capacità di realizzare infrastrutture lavorando giorno e notte, mettendo cantieri a correre, creando le condizioni. La Murgia è un altro di quei candidati che può affascinare qualcuno, ma la concretezza oggi quello della Sardegna è un pullman con 1,5 milioni di abitanti a bordo che stanno verso il baratro. Non serve improvvisazione, non serve poesia, non servono fantasie, non serve letteratura, occorrono azioni concrete. Io ho dimostrato, cerco di poter dimostrare che occorre davvero una rivoluzione culturale nella pubblica amministrazione, con idee chiare, misurabili. Misurate le idee, quello che io dico ai cittadini: votate quello che volete, ma misurate quello che vi dicono, misuratelo nel dettaglio, misurate quello che si può realmente fare. Non credete a quello che per esempio dice qualcuno, la zona franca. Se uno è stato 5 anni al governo della regione, è plausibile che proponga la zona franca gli ultimi 3 mesi. Lo fa per imbrogliare, per ingannare i sardi, credendo che possano i sardi avere l'anello al naso. Bisogna reagire. Questa giunta regionale, quella di Cappellacci, così come quella di Solo, hanno messo in ginocchio la Sardegna. Carestia e povertà. Bisogna reagire, c'è solo un progetto che è il nostro, che può cambiare e può rimettere in marcia la Sardegna. Grazie Mauro Pili, appuntamento ad una prossima volta. Grazie a te Luciano, grazie agli amici che ci hanno seguito. Grazie a tutti, ci scusiamo con coloro a cui non abbiamo potuto dare la parola, quindi le domande, ma ci saranno altre occasioni. Grazie ancora a tutti e buonanotte. Canto da Pentesumia, quando via sta cavalcata in processione, so costume adesso sardo so. Con tiu barore, so scadito de Saiara, su durrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa gente tua, e spiegata me. Limba sarda, no estan de vaidare, este a da vaidare. Rockwell, gli ex interinali si rinchiudono in miniera, blitz nella notte nella galleria Villa Marina Iglesias. Scaduta la mobilità lo scorso 31 dicembre una quindicina di padri di famiglia attende un reinserimento occupazionale. Ex Casa del Mutilato, un progetto per riqualificarla. L'amministrazione comunale di Sant'Antioco punta a trasformare l'edificio in una struttura di accoglienza turistica. 800 kg di rame rubati dai pullman, ladri in azione alla metà al sud di via Nazionale a Carbonia. I colpi messi a segno di notte estraendo cavi dai vari impianti motore di 40 autobus. Master and Back fino al 17 febbraio, c'è ancora tempo per le iscrizioni al programma dedicato agli universitari sardi, i finanziamenti regionali per i post lauream di secondo livello. Ben ritrovati su Canale 40, in apertura il blitz degli ex lavoratori interinali della Rockwell che da ieri notte si sono rinchiusi nella galleria Villa Marina a Iglesias. Terminato il periodo di mobilità lo scorso 31 dicembre per loro non c'è stato alcun reinserimento di lavoro a differenza dei 54 lavoratori diretti assunti dall'azienda. Sentiamo le loro ragioni al microfono di Sara Vigorita. Non vogliono essere più invisibili agli occhi delle istituzioni ed è così che un gruppo di ex interinali della Rockwool, fabbrica chiusa dal 2009, si è asserragliato da ieri sera qui alla galleria di Villa Marina Iglesias, teatro di proteste dei lavoratori disperati. Al 31 di dicembre è stata chiusa l'istanza di mobilità e pensavano in un reinserimento che però non è avvenuto e resteranno qui fino a quando qualcuno dalla parte della regione non li ascolterà. Quanti sono gli ex interinali della Rockwool? Perché oggi siete qui?
Stiamo parlando di interinali perché è la parola più appropriata, diciamo, nel senso che comunque sono delle persone che non erano direttamente assunte dall'azienda, ma non si parla di interinali in pratica perché questi lavoratori hanno lavorato fianco a fianco e hanno lavorato, io non voglio dire di più, ma tanto quanto quelli che sono stati stabilizzati e gli altri che sono stati messi in condizione di miglior favore, diciamo, di questi. Erano 18, sono arrivati a 15, adesso sono 13 che comunque hanno intenzione fino all'infinito di rivendicare il proprio posto di lavoro e giustizia sociale, perché sono stati assunti quei 53, devono essere assunti anche questi 13. Qui ce ne sono 3 o 4 in rappresentanza ovviamente di tutti, fino a quando resterete qui? Ma non credo che siano 4, escono fuori 3-4 persone, ma credo che dentro siano 9 e ci siano tutti, perché 3 o 4 stanno facendo esternamente da supporto per quanto riguarda le necessità e esigenze di quelli che sono dentro. Fino a quando, quanto tempo rimarranno, questo lo può dire solo la politica, e lo può dire nel momento in cui riconosce non tanto di aver sbagliato, perché non vogliamo che chiedano scusa, riconosce che comunque i ritardi sono avvenuti per colpa di motivi che possono anche essere definiti o indefiniti, ma comunque ci sono, e quindi riconoscano che questi lavoratori sono uguali, sono sardi, sono del Sulcis, sono dell'Italia, sono europei, come quelli che sono stati stabilizzati presso la TIFRAS. Quali sono le possibilità di ricollocazione secondo voi? Le possibilità di ricollocazione sono moltissime, basta la volontà politica. C'è la questione che essendo 13 lavoratori ed essendo anche stato promesso, ma molto, non una volta solo, più volte, che comunque sarebbero stati reinseriti nei cicli produttivi, le possibilità a mio avviso sono solo dovute alla volontà politica, e ce n'è una grande, anzi sono 2. Una potrebbe essere il collocamento di questi lavoratori nel progetto del parco geominerario presso la TIFRAS, e in più potrebbe esserci anche l'altra alternativa della cosiddetta azienda che sta sorgendo proprio nello stabile della ex Rockwell, che sarà gestita dalla cooperativa San Lorenzo. Si è capito che siete delusi, vi sentite discriminati dai lavoratori diretti, quali sono le vostre istanze? Guarda, le nostre istanze sono quelle di portare a casa un pezzo di pane. Da quanti anni lavoravate alla Rockwool? 10 anni, 9 anni, 8 anni, a chi 7. Comunque facevamo parte integrante dell'azienda Rockwell. Non riesco a capire perché non ci hanno messo nella loro vertenza, non riusciamo a capire perché ancora questa storia non si sbroglia, perché siamo un anno che non vediamo 5 lire, ci hanno dato i soldi a dicembre di un anno intero. Ci sono bambini che devono mangiare. Quindi terminato il periodo di mobilità al 31 di dicembre voi contavate davvero in un reinserimento, questo non è avvenuto, per quanto tempo resterete ancora qui? Sino a che non avremo delle risposte concrete da parte della Regione. A chi vi appellate in particolar modo? A tutti i politici, a tutta la Regione. Siamo alla cronaca, un tossicodipendente di Iglesias di 42 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa in una palazzina in pieno centro in via Roma. Qualcuno ha chiamato il 118 e i carabinieri. In un primo tempo sono state prese in considerazione anche altre ipotesi come una caduta accidentale o anche una morte seguita ad una colluttazione, ma dopo un esame sul corpo è stato accertato che la morte è avvenuta per overdose. Un progetto per ristrutturare e riqualificare la vecchia casa del Mutilato di Sant'Antioco. L'amministrazione comunale punta a trasformare l'edificio abbandonato e situato in pieno centro in una struttura di accoglienza e informazione turistica, ma all'appello mancano circa 80.000 euro. Ce ne parla Fedele Balia.
In passato è stata la sede dell'Associazione degli Invalidi di Guerra, nel presente è un edificio fatiscente e abbandonato, in futuro tuttavia potrà ritornare a nuova vita. L'amministrazione comunale di Sant'Antioco ha in mente un importante progetto per trasformare la Casa del Mutilato in un grande centro di informazione e accoglienza turistica. La giunta guidata dal sindaco Mario Corungiu mira a recuperare il vecchio stabile per conferirgli una veste del tutto nuova. I presupposti per dare fiato al progetto del resto sembrano esserci tutti. Una struttura ampia con una posizione invidiabile, la Casa del Mutilato sorge all'angolo tra via Roma e via 24 Maggio, la necessità concreta di dotare il paese di un centro di informazione turistica. Sant'Antioco, malgrado la conclamata vocazione turistica, è sprovvista di questo tipo di servizi. È un bando, quello del GAL, destinato proprio al potenziamento del sistema turistico, da cui l'amministrazione antiochense spera di ottenere un fondo di 80.000 euro indispensabili per il recupero della palazzina. Secondo la relazione elaborata dagli uffici tecnici del comune, il rifacimento impiegherebbe un investimento di 105.000 euro, 25.000 dei quali forniti dall'ente stesso, i restanti ricavati appunto dal bando GAL. Fondi misti questi necessari per ridare vita ad una struttura che secondo le previsioni dovrà ospitare materiale informativo in abbondanza e pannelli promozionali delle bellezze dell'isola. Di fatto adesso ciò che si offre allo sguardo del passante è una costruzione consumata dal tempo e dall'incuria e messa in ombra da 2 enormi palme cresciute senza criterio. Siamo ancora alla cronaca, parliamo dell'ennesimo furto di rame messo a segno questa volta ai danni della Metal Sud di via Nazionale. 800 kg di materiale è stato sottratto sfilando i cavi da una quarantina di autobus. Nel 2013 sono stati rubati sull'isola 2000 kg di oro rosso. Vediamo il servizio di Sara Vigorita. 800 kg di rame estratti da una quarantina di vecchi autobus. Il raid si è consumato questa volta alla Metal Sud di via Nazionale a Carbonia. L'azienda, che in larga parte si occupa della demolizione e del riciclo dei pullman di linea, è stata presa di mira dai ladri che probabilmente nelle settimane precedenti si sono aperti un varco nella recinzione sul retro del capannone e hanno portato via notte dopo notte l'ingente quantità di rame estratto dai cavi dei vari impianti del vano motore dei bus. Brutta sorpresa per Giancarlo Sanna, titolare dell'azienda, che non si era accorto di nulla fino a quando non ha mostrato i mezzi ad alcuni potenziali acquirenti, scoprendo che erano inutilizzabili. Il danno economico ammonta a circa 150.000 euro, ma in realtà, sottolinea l'uomo, la cifra risulterebbe molto di più. Il rame è stato infatti sottratto a quegli autobus che erano stati riparati ed erano quindi pronti ad essere rivenduti. Ma non è un caso isolato, i furti di rame hanno fatto collezionare alla Sardegna numeri da record, facendole guadagnare un triste primato di cui non andare certo fieri. Si parla di 2000 kg di oro rosso rubato nel corso del 2013, un business assai fruttuoso visto il numero dei colpi messi a segno. 21 i furti in 10 mesi, danni per 90.000 euro. I dati erano stati resi noti nel corso della conferenza nazionale. Circa un mese fa una prima tavola rotonda aveva trattato l'argomento dopo la nascita dell'osservatorio nazionale preposto sullo studio del fenomeno. Secondo la statistica, l'isola nel 2012 era al 10° posto nella classifica nazionale per i furti di rame, preceduta da regioni come Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. In Sardegna da gennaio a ottobre 2013 sono stati 21. I danneggiamenti provocati dai ladri per asportare il materiale hanno creato disagi a ben 147 treni che hanno accumulato ritardi per 1990 minuti. Un fenomeno, quello dei furti, che si lega oggi a un tragico fatto di cronaca. A Porto Torres un uomo di 45 anni disoccupato è morto folgorato mentre stava cercando con un complice di rubare cavi di rame da un palo della luce, ma una fortissima scarica elettrica non gli ha lasciato scampo. Teppisti in azione a Carbonia, 3 individui per motivi ancora da chiarire non sono saliti sull'autobus e hanno iniziato a insultare alcuni passeggeri a bordo del mezzo dell'Ars. È accaduto qualche giorno fa, non appena l'autobus è partito, poi usciti da un bar della zona hanno lanciato un bicchiere contro un vetro del mezzo mandandolo in frantumi. I 3 teppisti, entrati in azione mercoledì appunto intorno alle 21 alla fermata di Viamano, sono stati rintracciati quasi subito dagli agenti del commissariato grazie alle descrizioni di alcuni passanti. Sono stati identificati e colui che ha lanciato il bicchiere è stato denunciato per danneggiamento. I 3 giovani non erano saliti a bordo del bus e per motivi ancora sconosciuti avrebbero iniziato a discutere animatamente con alcuni passeggeri insultandoli. Il bicchiere lanciato sul vetro ha causato un danno pari a 1.500 euro. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia.
Tanino Proietto, via Ogliastra e via Zeffenu a Carbonia, ritorna con le sue promozioni. Lavatrici a partire da 199 euro. Congelatori a partire da 179 euro. Lavastoviglie a partire da 265 euro. Microonde a partire da 69 euro. TV 32 pollici a partire da 199 euro. Frigoriferi a partire da 199 euro. Cucina a gas a partire da 235 euro. Piano cottura a partire da 99 euro. Forno da incasso a partire da 159 euro. Tanino Proietto, via Ogliastra e via Zeffenu a Carbonia. Envolve, energia per la tua azienda. Cosa può fare un sito internet? Può presentare la tua azienda in modo innovativo, può generare contatti commerciali e diventare una fonte di fatturato in più. Generiamo per te un sito efficace che trasforma i visitatori in clienti e fa crescere la tua azienda. Scopri i nostri siti internet efficaci. Creiamo e-commerce su misura per negozi ed aziende. Collaboriamo con i migliori esperti nel settore, tra cui relatori di Google. Per info e preventivi 340 95 23 467, fax 0781 18 84 514, email involvesrl@gmail.com. Daniele Vacca Infissi, località Sastoia, Iglesias. Da 25 anni realizza infissi in alluminio, PVC, alluminio legno a taglio termico, porte interne in laminato, porte blindate, infissi in legno, lamellare e in legno massello. I materiali utilizzati sono di prima qualità e i lavori sono sottoposti ad un rigido controllo di qualità. I prezzi sono competitivi. Contattateci per un preventivo gratuito. Daniele Vacca Infissi, località Sastoia, a Iglesias. Telefono 0781 21 094. A Bortas, sa meglio manera con imparare qualche cosa. Est da fare e via. Sa meglio manera provare vivere su sardo. Est a vai dare cada die. Limba sarda, no est ande vai dare. Este a da vai dare. Autonoleggio Deluxe. Da oggi, per i momenti più importanti della tua vita, puoi affidarti all'autonoleggio Deluxe. Affitto auto di lusso per cerimonie e non solo, con e senza autista. Ferrari F1 430, Corvette Spider, Maserati Executive 4 porte e ancora Mercedes SL 350 Cabrio e Porsche Cayenne S. Noleggio d'auto di piccola cilindrata. E se ami il mare, non perdere l'occasione di godertelo a bordo dell'Azimut Fly 43, in affitto presso all'Autonoleggio Deluxe. Per le tue occasioni speciali, affidati all'Autonoleggio Deluxe, in via Umbria 2, a Carbonia. L'Istituto Comprensivo SATA di Carbonia comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi del progetto Sardegna L2 per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, per l'integrazione dei cittadini dei paesi extracomunitari. Le domande di partecipazione alla selezione corsi di livello pre-A1 e A1-2 devono essere presentate presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo SATA Carbonia in via Mazzini 66. I corsi, che saranno avviati dal 20 gennaio, sono gratuiti ed è previsto anche un rimborso per le spese viaggio per i non residenti a Carbonia. Inoltre è previsto anche un baby parking per l'accoglienza dei bambini. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0781 61954. Partiranno da lunedì 13 gennaio le iscrizioni al percorso formativo sulla creazione di impresa organizzato dall'Agenzia regionale per il lavoro, il cui inizio è previsto per il mese di febbraio. Il corso è gratuito e si rivolge a un gruppo di 20 aspiranti imprenditori. Per iscriversi è necessario compilare la scheda allegata e inviarla all'indirizzo di posta elettronica imprendiamoci@regione.sardegna.it. I partecipanti saranno inseriti in base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di partecipazione. I primi 20 nominativi riceveranno un'email con indicazione delle date in cui si terrà il corso. Eventuali iscrizioni in eccesso saranno invece prese in considerazione per i moduli formativi successivi.
La società operaia industriale del mutuo soccorso organizza un incontro dibattito nel quale sarà presentata l'inchiesta giornalistica alla diffusione del gioco d'azzardo a Iglesias, dati, testimonianze, aspetti medico-sociali e familiari. L'incontro si svolgerà alle 17:30 nella sala conferenze mutuo soccorso in via 20 settembre 84 a Iglesias appunto. Vediamo adesso una notizia che può interessare i comuni. Sono stati finanziati ulteriori progetti comunali infatti per l'imprenditorialità. All'assessorato del lavoro ha messo a finanziamento a seguito dell'incremento della dotazione finanziaria del relativo fondo ulteriori progetti integrati per lo sviluppo locale, i cosiddetti PSL, i progetti operativi per l'imprenditorialità comunale, ovvero i POIC. I comuni proponenti potranno partecipare alla seconda fase della procedura volta alla selezione dei beneficiari finali degli interventi previsti dai progetti. Entrambe le tipologie di progetto sono finalizzate a promuovere la creazione di impresa, lo sviluppo dell'imprenditorialità e le opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, con priorità ai giovani e alle donne. I PSL sono proposti da piccoli comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti e dalle unioni dei comuni contigui. I POIC sono invece proposti dai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Scadranno alle 13 del 17 febbraio prossimo i termini per la compilazione telematica delle domande di partecipazione al bando alta formazione del programma Master and Back. Successivamente alla compilazione online le domande dovranno essere stampate e trasmesse all'Agenzia regionale per il lavoro situata in via Ismirionis 195 a Cagliari. Il bando finanzia la frequentazione di master universitari attraverso l'erogazione di borse di studio. I finanziamenti sono destinati a percorsi che abbiano avuto inizio il 1 settembre 2013 o che abbiano effettivamente inizio entro il 31 marzo del 2014. Tutti i percorsi dovranno concludersi con relativo conseguimento del titolo finale entro il 30 giugno 2015. Sono considerati finanziabili esclusivamente i master di secondo livello erogati da università italiane, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che operano fuori dal territorio regionale, e i master erogati da università estere, sia pubbliche che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale sul territorio in cui operano. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi al meteo vi ricordo che questa sera alle 21 in prima serata quindi la nostra emittente trasmetterà il programma Terra Mia condotto da Luciano Lamantia con ospite il leader di Unidos Mauro Pili. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Per domani nel Sulcis sono previste nubi schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da sud-est con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature minime comprese tra i 2 e i 7 gradi e massime comprese tra i 13 e i 17 gradi. Daniele Vacca Infissi, località Sastoia, Iglesias. Da 25 anni realizza infissi in alluminio, PVC, alluminio legno a taglio termico, porte interne in laminato, porte blindate, infissi in legno, lamellare e in legno massello. I materiali utilizzati sono di prima qualità e i lavori sono sottoposti ad un rigido controllo di qualità. I prezzi sono competitivi. Contattateci per un preventivo gratuito. Daniele Vacca Infissi, località Sastoia, a Iglesias. Telefono 0781 21 094. A Bortas, sa meglio smanera pro imparare qualche cosa, est da vaghere e via. Sa meglio smanera pro vaghere e vivere su sardu, est a vai dare cada die. Limba sarda, no est ande vai dare, este a da vai dare.
Rockwell, gli ex interinali si rinchiudono in miniera, blitz nella notte nella galleria Villa Marina Iglesias. Scaduta la mobilità lo scorso 31 dicembre una quindicina di padri di famiglia attende un reinserimento occupazionale. Ex Casa del Mutilato, un progetto per riqualificarla. L'amministrazione comunale di Sant'Antioco punta a trasformare l'edificio in una struttura di accoglienza turistica. 800 kg di rame rubati dai pullman, ladri in azione alla metà al sud di via Nazionale a Carbonia. I colpi messi a segno di notte estraendo cavi dai vari impianti motore di 40 autobus. Master and Back fino al 17 febbraio, c'è ancora tempo per le iscrizioni al programma dedicato agli universitari sardi, i finanziamenti regionali per i post lauream di secondo livello. Ben ritrovati su Canale 40, in apertura il blitz degli ex lavoratori interinali della Rockwell che da ieri notte si sono rinchiusi nella galleria Villa Marina a Iglesias. Terminato il periodo di mobilità lo scorso 31 dicembre per loro non c'è stato alcun reinserimento di lavoro a differenza dei 54 lavoratori diretti assunti dall'azienda. Sentiamo le loro ragioni al microfono di Sara Vigorita. Non vogliono essere più invisibili agli occhi delle istituzioni ed è così che un gruppo di ex interinali della Rockwool, fabbrica chiusa dal 2009, si è asserragliato da ieri sera qui alla galleria di Villa Marina Iglesias, teatro di proteste dei lavoratori disperati. Al 31 di dicembre è stata chiusa l'istanza di mobilità e pensavano in un reinserimento che però non è avvenuto e resteranno qui fino a quando qualcuno dalla parte della regione non li ascolterà. Quanti sono gli ex interinali della Rockwool? Perché oggi siete qui? Stiamo parlando di interinali perché è la parola più appropriata, diciamo, nel senso che comunque sono delle persone che non erano direttamente assunte dall'azienda, ma non si parla di interinali in pratica perché questi lavoratori hanno lavorato fianco a fianco e hanno lavorato, io non voglio dire di più, ma tanto quanto quelli che sono stati stabilizzati e gli altri che sono stati messi in condizione di miglior favore, diciamo, di questi. Erano 18, sono arrivati a 15, adesso sono 13 che comunque hanno intenzione fino all'infinito di rivendicare il proprio posto di lavoro e giustizia sociale, perché sono stati assunti quei 53, devono essere assunti anche questi 13. Qui ce ne sono 3 o 4 in rappresentanza ovviamente di tutti. Fino a quando resterete qui? Ma non credo che siano 4, escono fuori 3-4 persone, ma credo che dentro siano 9 e ci siano tutti, perché 3 o 4 stanno facendo esternamente da supporto per quanto riguarda le necessità e esigenze di quelli che sono dentro. Fino a quando, quanto tempo rimarranno, questo lo può dire solo la politica e lo può dire nel momento in cui riconosce non tanto di aver sbagliato, perché non vogliamo che chiedano scusa, riconosce che comunque i ritardi sono avvenuti per colpa di motivi che possono anche essere definiti o indefiniti, ma comunque ci sono, e quindi riconoscano che questi lavoratori sono uguali, sono sardi, sono del Sulcis, sono dell'Italia, sono europei, come quelli che sono stati stabilizzati presso la TIFRAS. Quali sono le possibilità di ricollocazione secondo voi? Le possibilità di ricollocazione sono moltissime, basta la volontà politica. C'è la questione che essendo 13 lavoratori ed essendo anche stato promesso, ma molto, non una volta solo, più volte, che comunque sarebbero stati reinseriti nei cicli produttivi, le possibilità a mio avviso sono solo dovute alla volontà politica, e ce n'è una grande, anzi sono 2. Una potrebbe essere il collocamento di questi lavoratori nel progetto del parco geominerario presso la TIFRAS, e in più potrebbe esserci anche l'altra alternativa della cosiddetta azienda che sta sorgendo proprio nello stabile della ex Rockwool, che sarà gestita dalla cooperativa San Lorenzo. Allora, si è capito che siete delusi, vi sentite discriminati dai lavoratori diretti, quali sono le vostre istanze? Guarda, le nostre istanze sono quelle di portare a casa un pezzo di pane. Quanti anni lavoravate alla Rockwool?
10 anni, 9 anni, 8 anni, a chi 7. Comunque facevamo parte integrante dell'azienda Rockwell. Non riesco a capire perché non ci hanno messo nella loro vertenza, non riusciamo a capire perché ancora questa storia non si sbroglia, perché siamo un anno che non vediamo 5 lire, ci hanno dato i soldi a dicembre di un anno intero. Ci sono bambini che devono mangiare. Quindi, terminato il periodo di mobilità al 31 di dicembre, voi contavate davvero in un reinserimento. Questo non è avvenuto. Per quanto tempo resterete ancora qui? Sino a che non avremo delle risposte concrete da parte della Regione. A chi vi appellate in particolar modo? A tutti i politici, a tutta la Regione. Siamo alla cronaca. Un tossicodipendente di Iglesias di 42 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa in una palazzina in pieno centro in via Roma. Qualcuno ha chiamato il 118 e i carabinieri. In un primo tempo sono state prese in considerazione anche altre ipotesi come una caduta accidentale o anche una morte seguita ad una colluttazione, ma dopo un esame sul corpo è stato accertato che la morte è avvenuta per overdose. Un progetto per ristrutturare e riqualificare la vecchia casa del Mutilato di Sant'Antioco. L'amministrazione comunale punta a trasformare l'edificio abbandonato e situato in pieno centro in una struttura di accoglienza e informazione turistica, ma all'appello mancano circa 80.000 euro. Ce ne parla Fedele Balia. In passato è stata la sede dell'Associazione degli Invalidi di Guerra, nel presente è un edificio fatiscente e abbandonato, in futuro tuttavia potrà ritornare a nuova vita. L'amministrazione comunale di Sant'Antioco ha in mente un importante progetto per trasformare la Casa del Mutilato in un grande centro di informazione e accoglienza turistica. La giunta guidata dal sindaco Mario Corungiu mira a recuperare il vecchio stabile per conferirgli una veste del tutto nuova. I presupposti per dare fiato al progetto del resto sembrano esserci tutti. Una struttura ampia con una posizione invidiabile, la Casa del Mutilato sorge all'angolo tra via Roma e via 24 Maggio, la necessità concreta di dotare il paese di un centro di informazione turistica. Sant'Antioco, malgrado la conclamata vocazione turistica, è sprovvista di questo tipo di servizi, e un bando, quello del GAL, destinato proprio al potenziamento del sistema turistico, da cui l'amministrazione antiocense spera di ottenere un fondo di 80.000 euro indispensabili per il recupero della palazzina. Secondo la relazione elaborata dagli uffici tecnici del comune, il rifacimento impiegherebbe un investimento di 105.000 euro, 25.000 dei quali forniti dall'ente stesso, i restanti ricavati appunto dal bando GAL. Fondi misti questi necessari per ridare vita ad una struttura che secondo le previsioni dovrà ospitare materiale informativo in abbondanza e pannelli promozionali delle bellezze dell'isola. Di fatto adesso ciò che si offre allo sguardo del passante è una costruzione consumata dal tempo e dall'incuria e messa in ombra da 2 enormi palme cresciute senza criterio. Siamo ancora alla cronaca, parliamo dell'ennesimo furto di rame messo a segno questa volta ai danni della Metal Sud di via Nazionale. 800 kg di materiale è stato sottratto sfilando i cavi da una quarantina di autobus. Nel 2013 sono stati rubati sull'isola 2000 kg di oro rosso. Vediamo il servizio di Sara Vigorita. 800 kg di rame estratti da una quarantina di vecchi autobus. Il raid si è consumato questa volta alla Metal Sud di via Nazionale a Carbonia. L'azienda, che in larga parte si occupa della demolizione e del riciclo dei pullman di linea, è stata presa di mira dai ladri che probabilmente nelle settimane precedenti si sono aperti un varco nella recinzione sul retro del capannone e hanno portato via notte dopo notte l'ingente quantità di rame estratto dai cavi dei vari impianti del vano motore dei bus. Brutta sorpresa per Giancarlo Sanna, titolare dell'azienda, che non si era accorto di nulla fino a quando non ha mostrato i mezzi ad alcuni potenziali acquirenti, scoprendo che erano inutilizzabili. Il danno economico ammonta a circa 150.000 euro, ma in realtà, sottolinea l'uomo, la cifra risulterebbe molto di più. Il rame è stato infatti sottratto a quegli autobus che erano stati riparati ed erano quindi pronti ad essere rivenduti. Ma non è un caso isolato, i furti di rame hanno fatto collezionare alla Sardegna numeri da record, facendole guadagnare un triste primato di cui non andare certo fieri. Si parla di 2000 kg di oro rosso rubato nel corso del 2013, un business assai fruttuoso visto il numero dei colpi messi a segno. 21 i furti in 10 mesi, danni per 90.000 euro. I dati erano stati resi noti nel corso della conferenza nazionale. Circa un mese fa una prima tavola rotonda aveva trattato l'argomento dopo la nascita dell'osservatorio nazionale preposto sullo studio del fenomeno.
Secondo la statistica, l'isola nel 2012 era al 10° posto nella classifica nazionale per i furti di rame, preceduta da regioni come Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. In Sardegna da gennaio a ottobre 2013 sono stati 21. I danneggiamenti provocati